dai, dilluru 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 dai, dilluru 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 dai, dilluru 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 dai. Tra il 40 e il 43 Cagliari è bombardata, Suor Tambelli spalanca le porte dell'asilo agli sfollati e quando anche le suore sono costrette a sfollare ad Uras, dell'entroterra oristanese, allestisce nel paesino una cucina popolare per i poveri. Avvia la scuola media e le scuole elementari. In Urasa. Una delle più belle specialità è il pranzo dei poveri, che ogni Natale raggiunge più di 1500 coperti e per questo è criticata da alcune persone che pure esercitavano quotidianamente la carità, perché dicevano in quel pranzo si spende molto. È vero, fu la risposta, in questo pranzo si spende molto, ma finché vivrò lo farò ad ogni costo, qualunque cosa capiti. L'avarizia, il risparmio a danno della carità, non è il forte di Suor Teresa, crede profondamente nella provvidenza. Di lei è stato detto che nessuno saprà mai in quale maniera riuscisse ad aiutare tutti. Muore il 23 febbraio del 64, subito dopo la Santa Messa. La sua preghiera, Gesù, Giuseppe e Maria, che l'ultimo mio cibo sia la Santa Eucaristia, è stata esaudita. Suor Tambelli è una perla autentica della carità di Cristo vivente nella sua Chiesa. Non ho capito chi era quella suora. Suor Tambelli, La Suor Teresa Tambelli, Usa superiore la superiore dei noi. perché tutta questa ricerca l'avete capito, è cominciata anni Di proprio queste in suore che previsione. stiamo parlando. Sì, certo, lei era Non di qui. quelle suore che abbiamo vicino, no. Non è che avete conosciuto voi, stiamo parlando delle Sì, vecchie, sì, delle sì, insieme, sì, andando sì. via via Ho ancora. capito, quelle che c'erano nel periodo dello sfollamento, sono venute qui al periodo dello sfollamento. Sì, esatto. Quando No, Cagliari si è nel sfondata. fogliettino che vi è stato passato, poi ve lo leggerete, vedete che comincia proprio una rendi, degando, comincia leccando viniti, in noi in vita. Sì. Che questo è il giornalista. No, erano brave, ci avevano insegnato a richiamare a molte ragazze così, un pezzettino di stoffa piccolino, perché dove la compravi? Allora, Niente, finiamo con questa lettura di Noia e poi se ci sono interventi. allora, un altro fatto, è dovuto, questo si va con Eliseo, alla necessaria pulizia del bagno, su comodo, che è tipico del periodo e immancabile nelle case del paese, era uno spazio ridotto che si ricavavano. non ha avuto tanto su votare. E fianca Ma c'è passato su bravo, grazie a Dio. tocca aspettare sull'urno. Così entra in bagno nulla. E che richiedeva, Andiamo a mancando Revoto. foglie. Siamo a Revoto aspettando per noi là. Certo, vedete se vi l'avevo entrato. Devo entrare. Perché mancando foglie. Infatti Valerio non ci ha dato, scusate, perché non si mai. Tutto bene, È come No, ho paura. voglio si spogliarella Dante in mondo, come bene. la cantazione, Dunque, mancando foglie acqua corrente, una periodica pulizia tramite svuotamento dello stesso. Anche questo increscioso lavoro era svolto dalle suore, con un passaggio di secchi dall'uno all'altra fino allo svuotamento, quindi era ballante al prossimo. Ed io a poco si può interrogativo. Mi sono un tronaggio. Che ci scavuanta Che ci scavava. Continuare. Ah, mi sono Poi io trovo rada in due angoli della braccia e ti vedo su un montuaggio, giustamente. È vero che l'ha conosciuto, Fare tanto ci sono lavoro. c'è gente Senza che... noiato. No. Tale lavoro doveva svolgersi di frequente, visto l'aumento degli occupanti della casa. Si fermarono forse più di un anno. Questa donna, guardate, sinceramente, aveva una memoria eccezionale. Sto parlando di signora Dolores. Cioè ricordava tutto, anche i minimi particolari, è proprio così, usato l'uligesis follette lì. Particolare e commovente, è riferito con molta dolcezza dalla signora Fiorelli, è quello relativo alla dipartita dei soldati tedeschi che, incolonnati e ordinatamente in marcia, passarono anche con i loro automezzi, chiedo,
E lei dice, non mi viene detto perché forse non quelle proprio. Per la via del paese. Si presuppone che dalle porte, dalle finestre, penso, qui è un pensiero mio, si presuppone, penso, che dalle porte, dalle finestre lungo la strada si passano le persone per vedere la ritirata. Certo, è vero. È vero. Eravamo tutte in fila, addirittura c'era il maggiore che era nel camioncino scoperto, nel camioncino scoperto. Quando è arrivato il nostro vicinato, siccome andavano sempre a prendere il latte da Podda, da Teresa Podda, da Teresa Podda. E loro erano nel balcone. E quando è passato questo maggiore ha buttato un pacco grande così e mi è caduto nei piedi. Lui si è fermato e mi ha detto Di aprirlo. di portarlo a Nino Bodda. a Nino Bodda. Capite che È rimasto fermo fino a quando io sono andata a portare il pacco. Fiducia? Io sono riuscita senza il pacco. Quindi e poi sono passati tutti in colonna. Sono passati tutti in colonna, però erano bravi. Non hanno fatto male a nessuno, devo dire. Ah beh, l'indipendenza di gusto. Quindi, perché tanto lo sapevano che loro non raggiungevano le cose e quindi quello che avevano lasciato. Ma io ricordo anche i tedeschi che venivano nelle case, venivano, non si cerchiamo, mamma Usciria che sia un asso tedesco. noi veniamo a storia e mamma veniva lenzo e poi su lui a fare salvarla. E stava entrava un tedesco e si veniva di 10. Mica abbiamo permesso di entrare, se non sempre avete, mica sa che hanno serrato. Io ho sempre sempre saputo, Si veniva di 10 e si castiava. Io sprimota che mia, mi ciocchetta, tenia 2 anni, 10 Non hanno entrato. Non papà, dici papà. Si erano parlato babba, ci hanno entrato. E io a Sabine era, farina bianca. Sì, farina bianca. E mamma diceva, grazie, beh, grazie che vedevo su mano che ci ignoravo. aspetta che ci causa traduttore simultanei. Ma cosa succede con prendeva? Sì, ci tornavano anche. Anche le suore si misero in strada e poiché numerosi soldati si avvicinarono a salutarlo, in quell'occasione proprio Suor Luisa dava loro e consegnava una medaglietta della Madonna. Adesso che diventa andando in allora, poiché i tedeschi, infatti, qui lei l'ha precisato, avevano un accampamento anche nei terreni dei signori Piras e quindi certamente conoscevano bene anche le suore.